La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi calabresi, ma anche tutti gli sportivi che ci seguono anche sul canale 79 per Roma e provincia di GS Channel, bentrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi parliamo invece di calcio dilettantistico, lo facciamo con la presentazione ogni settimana del girone I del campionato di Serie D, ma parliamo anche di eccellenza calabra. Andiamo subito a presentare il nostro ospite di questa puntata, ovvero il club manager del Città di Aciriale che milita nel campionato di Serie D, parliamo di Fabio Capuana. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie e un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Allora Fabio, da dove iniziamo? Iniziamo subito da questo Aciriale, però prima ti devo chiedere che aria tira soprattutto ad Aciriale, perché ci sono stati momenti di grande tensione, vedo che è stata buttata tantissima acqua, si è un po' spento anche questo fuoco notevole e credo che adesso pian pianino le cose vanno un po' meglio, no? Ma è chiaro che è stato fatto un lavoro importantissimo di ricongiunzione e collegamento, quello Sì. che avevamo detto all'inizio, cioè di cercare di trovare un minimo di sintonia per un obiettivo comune. Tu hai detto sembra che il peggio sia passato, abbiamo tante difficoltà con le quali continuiamo a contrastare giornalmente, però devo dire che non ci arrendiamo e continuiamo il nostro percorso, anche perché dico, sul piano strettamente calcistico Le cose non vanno poi no, male. No, diciamo potremmo fare meglio perché questa squadra era nata con altre ambizioni, Assolutamente. una rosa di tutto rispetto, però ecco, nelle condizioni ambientali che si sono venute a creare, devo dire che stiamo facendo dei risultati importanti come quello di domenica, che è un risultato di tutto rispetto. Tra poco parleremo anche giustamente di questa bella prestazione in casa del Savoia, perché adesso ufficialmente apriamo la nostra trasmissione e parliamo di Serie D. Parliamo di Serie D perché si è giocato certamente un turno importantissimo, il turno della seconda giornata di ritorno, eccolo qua. La Castrum che perde in casa 2-0 contro il Sambiase, Gelbison batte Paterno Calcio 3-0, vince la Regina 2-1 il big match contro la Nis FC, pareggio tra Savoia e Città di Aciriale 2-2, vince l'Enna 3-1 contro la Vibonese, così come vince anche fuori casa l'Athletic Club Palermo 3-2 in casa della Vigor Lamezia, pareggio tra Messina e San Cataldese, 2-0 della Nuova Igea Virtus contro il Milazzo ed infine il Città di Gela che vince 3-2 contro il Ragusa. Una classifica un po' rivoluzionata perché ancora una volta c'è questo testa a testa tra Savoia e Nuova Igea Virtus, adesso la squadra messinese è al primo posto con 37 punti, 35 per Savoia ed Athletic Club Palermo, 33 in grande ascesa la Regina 1914, 32 punti per la Nissa con 31 Sambiase, 29 punti Milazzo, 28 Città di Gela con 26 punti la Gelbison, 23 punti Vibonese Calcio, 22 Enna Calcio con 20 la San Cataldese, 19 punti invece per la Vigor Lamezia con il Città di Aciriale, 17 Ragusa Calcio e Castrum Favara, con 15 il Messina, chiude il Paternò con 11 punti. È chiaro che si ritorna in campo già subito domenica sarà la terza giornata di ritorno, Athletic Club Palermo San Cataldese, Città di Aciriale Nuova Igea Virtus, Città di Gela Messina, Enna Calcio Vigor Lamezia, Milazzo Castrum Favara, Nis FC Gelbison,
Bison, Paterno Calcio Savoia 1908, Regina 1914 Vibonese Calcio ed infine il Sambiase che giocherà in casa contro il Ragusa Calcio. Allora partiamo proprio da questa bellissima prestazione comunque in casa campana contro questo Savoia, insomma, che prima dell'inizio dell'incontro era al primo posto, quindi affrontavate una squadra di grande caratura sia tecnica ma anche organizzativa, perché da tutti insomma è stata classificata come un'eccellenza anche del campionato di Serie D. Fabio. Devo dire che ovviamente impreziosita dal calcio di rigore in pieno recupero parato dal nostro portiere, e quindi ti devo dire che questo dimostra il fatto che siamo vivi, siamo lì, abbiamo una rosa che ci consente di affrontare tutti con grande rispetto, grande dignità, e cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario. Sottolineiamo anche che è arrivato il terzo allenatore, questo Morelli. Sì. Che impressione ti ha dato già dalle prime battute? Un grande professionista, un sergente di ferro, lo definisco io, un grande organizzatore, molto preciso, molto meticoloso, e un professionista. Tra l'altro lo scorso anno con il Sambiase ha veramente sorpreso tutti per gioco di qualità e quantità. La squadra gioca, devo dire, i ragazzi lo seguono con grande passione, e quindi ho ottime sensazioni sia sul mister che sul proseguo del campionato. Ecco, sul proseguo del campionato a questo punto, che siamo già arrivati alla seconda giornata di ritorno, orientativamente si fa un quadro su quello che può succedere nelle prossime partite, quando ogni partita diventa quasi una finale. Mentalmente l'arrivo di Morelli è servito a questo gruppo oppure c'è ancora da migliorare? Ma assolutamente, intanto c'è sempre da migliorare, ma Morelli ha dato un grande input a tutto l'ambiente, perché insomma si erano create alcune dinamiche, anche se devo dire che anche Pagana non aveva fatto malissimo, anzi ci aveva sollevato da un momento negativo, e sono state delle condizioni che non hanno più consentito il poter proseguire insieme. Però dico, Morelli è assolutamente un allenatore che sa il fatto suo e lo dimostrerà in campo come ha fatto l'anno scorso. Tu che sei un po' anche il termometro all'interno della società, credi che comunque i tifosi abbiano compreso che appunto il gruppo di Di Mauro vuole veramente salvare questa squadra da una retrocessione che sarebbe scandalosa, oppure accetta a malincuore, in sofferenza e in maniera anche molto fuggitiva, seguono il gruppo? Ettore, ci sono delle dinamiche molto più complesse che seguono il mondo dell'Acireale Calcio, che molte volte vanno anche a intersecarsi con quello che è la città di Acireale, quindi sono delle dinamiche molto più difficili. È innegabile che Di Mauro stia tentando in ogni modo e con ogni sforzo, il patron stia tentando in ogni modo e con ogni sforzo di poter salvare questo titolo e salvare la squadra e salvare il possibile. Ripeto, tutto nato con altre ambizioni, ma ti dico, abbiamo fatto ultimamente il direttore Cammarata e naturalmente con l'ok della proprietà e quindi del presidente ha messo, appena piazzato il colpo, un grande colpo. Un colpo internazionale. Un colpo internazionale l'abbiamo definito, ma dico, questo è un grande attaccante che ci darà un input in più per la corsa salvezza. Ecco, tenendo presente che domenica prossima ci sarà da battagliare in un altro incontro importantissimo, perché avete pareggiato in casa del Savoia, adesso giocate contro la nuova Egea Virtus. Sì, giocate in casa, però sappiamo la forza e la qualità di questa nuova Egea Virtus 2025-2026. Ma io lo dico sin dall'andata che questa Egea Virtus era molto ambiziosa. Noi avevamo fatto una serie di risultati in cui stavamo rialzando la testa dopo un periodo nero, avevamo fatto bene, avevamo pareggiato col Savoia, avevamo fatto una bella prestazione, e poi invece siamo andati là e ci hanno annichilito per gioco, per rosa, eccetera, eccetera. Ho avuto la sensazione che
fosse una squadra ben organizzata, una società che punta in alto, e infatti non mi sbagliavo. Ma il campionato ancora deve dire molte cose. Sarà certamente una partita molto interessante, dire, però. sì, noi venderemo cara la Certo. pelle, ma il campionato ci dirà tante cose. Assolutamente. Allora, sentiamo invece la voce dell'allenatore del Savoia, un po' amareggiato perché insomma all'ultimo non approfittare del rigore a suo favore è stato certamente una botta considerevole anche dal punto di vista mentale a tutto il gruppo. L'allenatore si chiama Raimondo Catalano, lo sentiamo al termine della partita. Penso che dobbiamo essere lucidi in questo momento, credo che la squadra ha fatto un'altra partita importante, credo che siamo partiti con l'handicap, però poi abbiamo rimesso la partita nei giusti binari e potevamo chiuderla e poi ci sono stati 2 rigori, dispiace perché la squadra ha reagito fino alla fine ancora un'altra volta, anche con delle defezioni di cui non mi lamento mai, anche con il capitano che era praticamente fermo in campo. La squadra ha avuto ancora diverse situazioni per vincere la partita, oltre a quella del rigore, e i rigori si sbagliano, li sbaglia chi li calcia, non bisogna colpevolizzare nessuno. Sono fiducioso di questa squadra, sono orgoglioso di questa squadra, del fatto in primis che è una squadra che non molla mai qualsiasi cosa succeda, che vuole vincere ogni partita, anche quelle che si mettono male come quella di oggi. Devo essere contento per le tante occasioni costruite e mi dispiace che non siamo riusciti a capitalizzare. Al tempo stesso il nostro portiere non credo che abbia fatto tante parate, ora non voglio dire inesattezze, però credo che non abbia subito grandi tiri in porta e dispiace perché ovviamente ci sono state tutte le condizioni per portare a casa un altro risultato importante contro una squadra importante, perché dobbiamo capire il campionato che facciamo, dobbiamo capire che ci sono tante squadre valide e la stessa Cireale qualche partita fa è andata a vincere a Caltanissetta 3-1, quindi è calcio, dobbiamo accettare, dobbiamo essere lucidi nell'analisi e dobbiamo sempre capire cosa migliorare e dove migliorare. I rigori li sbaglia chi li tira. Qualche domenica scorsa, se non sbaglio, Jonathan David della Juve ha sbagliato un rigore, lo sbaglia lui, lo può sbagliare Francesco, lo sbaglia chi prova a calciare. Sono consapevole del fatto che stiamo facendo un grande campionato, un campionato difficile contro squadre importanti e domenica non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia una partita facile. Non esistono partite facili, penso che ormai sia evidente a tutti, in tutti i campi si può vincere, pareggiare e perdere. Noi dobbiamo avere la forza di preparare una grande settimana indipendentemente dal risultato di oggi. Le riflessioni post partita dell'allenatore del Savoia a Catalano mi sembra molto onesto. Ha rispettato la Ciriale, c'è l'amarezza di non aver segnato su calcio di rigore, ma quello è anche il calcio. Voglio per qualche istante un po' allontanarmi da questo girone I del campionato di Serie D, dove ricordo Fabio Capuana riveste anche un ruolo importante come club manager proprio del città di Aciriale, ma rivesti da qualche settimana anche un ruolo nazionale come responsabile delle strutture sportive per quanto riguarda l'ente ASI. Sicurezza, sì, ecco, per essere più esatti. La situazione dei campi sappiamo benissimo, tu ne hai visti tantissimi da uomo di sport, sì. Chiaramente. Io mi voglio lamentare di un campo che ho avuto modo di vedere domenica scorsa, è il campo comunale di Mister Bianco. Sono state realizzate delle foto, struttura bellissima con 2 tribune meravigliose, un campo sintetico meraviglioso, il pubblico relegato in un angolo praticamente per cercare di guardare questa partita, era una partita di prima categoria, mi avevano invitato e io volevo vedere con i miei occhi la situazione, totale abbandono come puoi ben vedere, ma soprattutto il fatto che non si riesce a capire come il comune da 2 anni
parliamo del comune di Misterbianco in provincia di Catania, abbia pronta questa struttura, non si fa nulla per dare accesso al pubblico per vedere le partite, perché lì ci giocano anche squadre di promozione. Purtroppo Tu da responsabile conosco, sicuramente hai un'idea ben precisa. intanto conoscevo già la situazione e ti devo dire che è all'attenzione sia del Comitato Regionale Sicilia sia del CONI, perché sanno perfettamente, conoscono perfettamente e conosciamo perfettamente la situazione. Le strutture sportive siamo in grave difficoltà in Sicilia, come tu ben sai, ma il problema più grande secondo me sta nelle incomprensioni, nella mancanza di comunicazione che spesso si viene a creare tra gli enti preposti, perché molto spesso la politica deve incrociarsi con il mondo dello sport, con le volontà spesso non coincidono e quindi i tempi si allungano in maniera colpevolmente impressionante. Ma quasi 2 anni mi sembrano Sì, anche ma esageratamente guarda, io ti devo lunghi. dire che non sono esagerati. Tra l'altro sono- conosci bene quella struttura, Assolutamente sì, e ci vado spesso, e tu sai che io giro tantissimo Sì, la Sicilia e non solo, e ti dico che colpevolmente è in ritardo, la media si è alzata di attesa per gli interventi, anche se molto si sta facendo. Per esempio la spinta che ha dato l'Athletic Palermo è stata fondamentale per riaprire il velodromo, certo. e questa è una grande conquista, Chiaro. ma non dovrebbe essere una conquista, dovrebbe essere la normalità. Assolutamente, ma non lo è. A breve si è lavorato in maniera molto attiva e veloce per quanto riguarda la riapertura, forse di Bagheria, e questo sarebbe un punto cruciale, Ma anche lì importantissimo. struttura pronta, ma inagibile la tribuna. Sì, E sì, anche sì. questa è una cosa che spiazza. E questo è quell'incrocio che ti dicevo tra i poteri che molte volte non viaggiano nella stessa direzione. Sbagliando, perché sappiamo Sbagliando, benissimo sbagliando. che chi poi usufruisce ha bisogno di strutture omologate. Chi ne fa le spese è sempre il mondo del calcio e il territorio. Il territorio, perché per soprattutto. ricollegarci alla classifica, al di là della rosa, al di là della proprietà, al di là del fatto che io sono sempre convinto che i campionati li vincano le dirigenze, l'apporto del pubblico è fondamentale. Io Hai detto bene. ti faccio un esempio, ne parleremo più avanti. Dico, a Reggio Calabria era in grave difficoltà, ma lì c'è un muro che spinge e quindi vero. sarebbe opportuno dare la stessa opportunità anche ad altri territori, ad altre realtà. È vero, è vero. Comunque lavoreremo. La tua risposta mi ha accontentato e sono sicuro che ti attiverai per lavoreremo. alimentare dei cambiamenti. Ritorniamo a parlare di calcio giocato, lo facciamo adesso con il servizio dedicato alla Castrum Favara, che purtroppo perde in casa contro il Sambiase, e subito dopo qualche ora c'è stata anche la situazione dell'allenatore Nicola Terranova, che è stato esonerato. Al suo posto arriva Pietro Infantino, anzi ritorna Pietro Infantino. Guardiamo il servizio. 19ª giornata del campionato di Serie D, girone I allo stadio Bruccoleri di Favara. Il Castrum affronta il Sambiase, squadre che hanno obiettivi ed orizzonti di classifica diversi. I padroni di casa per scrollarsi dalla zona bassa della classifica, i calabresi per sognare di riavvicinarsi alla lotta per il vertice. Ci pensa il signor Meta di Vicenza a dare il via alla partita, e subito è il Castrum Favara a cercare di attaccare. Qui conclusione dalla distanza tentata da Salvia, che però non trova i pali difesi da Giuliani. Poi direttamente da un fallo laterale, palla gol ancora per l'ex tra le altre della San Cataldese, che non riesce ad impattare bene. C'è soltanto calcio d'angolo per il Favara. A un certo punto però si sveglia il Sambiase, che inizia a attaccare, in particolare sulla fascia destra. Qui c'è l'errore in uscita da parte di Di Silvestro e ci pensa Gabriel Colombatti a raccogliere la ribattuta corta del portiere di casa e fare 0-1. Il difensore argentino, ex tra le altre della Don Carlo Misilmeri, sblocca il risultato e lo sparo di uno starter per il Sambiase, che inizia ad attaccare con una certa pericolosità. Qui Frasson impegna Di Silvestro con la conclusione della distanza, poi c'è fuori gioco, ma insiste ancora la squadra giallorossa, che per poco non trova il punto del 2-0, ma Calabro non riesce a indirizzare verso la porta in maniera incisiva. Insiste la compagine calabrese con questo diagonale da parte di Palermo, che non trova la porta.
calcio d'angolo ancora per la compagine giallorossa con un colpo di testa che si perde però fuori. E qui, direttamente dal rinvio dal fondo, nasce l'azione che porta allo 0-2. Tutto in verticale, con la squadra di Mister Lio che arriva fino in fondo e ci pensa Sueva a scattare sul filo del fuorigioco, a scartare Di Silvestro e a firmare il punto del raddoppio che fa infuriare il pubblico del Broccoleri, che vede un Castrum Favara irriconoscibile e incapace di reagire alle avversità. E allora ci pensa il classe 2001 a portare sullo 0-2 risultato, e al duplice fischio del signor Meta arrivano fischi e applausi ironici per la squadra guidata da Terranova, che in avvio di secondo tempo continua a subire le offensive della squadra avversaria e per poco non arriva addirittura allo 0-3 con Ortolini che da pochi passi non trova la porta. Poi c'è un sussulto del Castrum Favara con la palla recuperata da Scolaro, la sterzata di Piazza che va a calciare, ci pensa Colombatti, dopo aver commesso l'errore a salvare con un tackle alla disperata, proprio mentre stava calciando il numero 11 verso la porta di Giuliani. Poi insiste, questa volta con Lanza, la formazione di casa, lo scarico indietro per la conclusione da parte di Scolaro, messa in calcio d'angolo da Giuliani con un tentativo sotto la traversa. Ancora attacca la compagine in maglia bianca con il tentativo di Mendes, che però non riesce ancora una volta a battere il numero 1 giallo-rosso. Tentativi che non trovano la sorte richiesta, quelli del Castrum Favara che deve difendersi qui con Sueva che attacca sulla destra e per poco non arriva il tap-in da pochi passi, sul quale probabilmente Di Silvestro nulla avrebbe potuto fare. Ma ancora il Sambiase con questo cucchiaino da pochi passi da parte di Perricci, subentrato nel corso della ripresa, l'occasione per il classe 2006 che non riesce a trovare i pali. L'ultima chance della partita ce l'ha ancora il Sambiase e ancora una volta Perricci che prova a calciare ma non trova i pali, finisce 0-2. E festa per il Sambiase che si avvicina alla zona playoff, e ancora crisi per il Castrum Favara che non vince neanche in casa. Sarà dunque Pietro Infantino a cercare di risollevare questa crisi del Castrum Favara e il suo ritorno dopo l'esonero di Nicola Terranova. 30 secondi li vogliamo dedicare a questo Castrum e all'amico Pietro Infantino, con un grande abbraccio anche a Nicola che quest'anno insomma ha fatto delle cose bellissime. Secondo me si ci è messa anche un po' la sfortuna. Ma intanto qua parliamo di due amici veramente, due amici tuoi, due amici miei, due amici di penalty, ma sì, soprattutto due brave persone. Assolutamente due grandi sì. Professionisti. Giusto. Pietro conosce l'ambiente, tu sai, io lo chiamo il maestro perché per me è il maestro, ma è un maestro di vita Pietro, perché è una persona equilibrata ma ad altri tempi, esattamente, mi hai rubato le parole. Tra l'altro ha vinto il premio sport al Pietro Anastasi per confermare appunto le parole che stai dicendo. Meritatissimo, perché ripeto è una persona che merita ampia fiducia e poi grande rispetto, senza nulla togliere a Terranova che è un grande amico, e lì il cuore è a metà. Assolutamente. Comunque, gli amici sono in buone mani, gli amici di Favara, perché Pietro saprà quello che dovrà fare. Giusto, condivido. Voltiamo pagina perché dobbiamo continuare a parlare di questa crisi invece del Paternò, che insomma torna ancora una volta sconfitto contro la Gelbison, è andata malissimo, a dimostrazione che in questo momento a Paternò, evidentemente anche con l'abbandono di Mascara e la conferma in panchina del suo vice Millesi, le cose non vanno assolutamente bene. Che ne pensi? Ma lì c'è un problema di natura ambientale, secondo me, non conosco bene le dinamiche, è chiaro che sono in gravi difficoltà in questo momento, ma non è mia abitudine parlare di cose che non conosco, quindi ti dico che la situazione si vede che c'è un attimo di difficoltà e quindi insomma... Anche se ancora volendo ci sarebbe tempo per recuperare... No, a livello di margini, di tempistica e di partite e di punti in gioco si può fare tutto. Assolutamente, perché è fondamentale, diciamo, evitare l'ultimo posto di un'eventuale retrocessione diretta. Campionati però, i campionati si vincono quando ci sono diverse componenti, oppure ci si salva con diverse componenti. È vero. Quindi spero che il tutto si rassereni, se c'è qualcosa da rasserenare. Ecco. Vedremo quello che succederà. Per intanto ci guardiamo il servizio, la vittoria della Gelbison sul Paternò Calcio.
Davanti ai suoi tifosi la Gelbison vince la prima gara del 2026 e lo fa al cospetto del Paternò, compagine che al momento chiude la classifica del girone I. Un successo mai in discussione per il team cilentano, a cui sono stati sufficienti 26 minuti per mettere in archivio la pratica e ottenere 3 punti utili per allontanarsi dalla zona rossa, che ora dista 4 lunghezze. I rossoblù vallesi prendono subito in mano la situazione, anche se la prima palla gol è della formazione di Millesi. Al 20° però si rompe l'equilibrio. Ferreira è bravo a insistere su 2 rimpalli e realizza la rete del vantaggio per i cilentani. Dopo soli 2 giri di lancette e una bella giocata di Liurni, è Chironi a mettere il piede nel raddoppio e al 25° Ferreira si guadagna un penalty che Liurni dopo un minuto trasforma con un tiro forte e preciso. Nella ripresa il tecnico dei siciliani prova a dare una scossa ai suoi con un triplice cambio, ma il match non sembra cambiare copione, con la Gelbison sempre assoluta padrona del campo, che prova anche a piazzare il poker di reti con Ferreira, ma Lupatelli in uscita salva. Non accade più nulla e il triplice fischio chiude una partita mai in discussione, con i rossoblù impegnati domenica sul campo della Nissa. E parliamo della Nissa, anche se dovremmo parlare soprattutto della Regina, che vince in casa della Nissa 2-1 e credo che abbia fatto capire a tutti che la squadra di Torrisi è lì pronta per approfittare al minimo sbaglio delle squadre di testa per convalidare la sua forza e la sua mentalità vincente. Vedremo quello che succederà. Parliamo della Nissa perché c'è stato un terremoto, è andato via anche Ernesto Russello, il direttore sportivo, esonerato da parte di Luca Giovannone. Dopo questa sconfitta effettivamente forse bisogna prendersi qualche attimo di riflessione, forse è stata un po' troppo affrettata la scelta da parte del presidente di mandare via Russello, che è stato un po' il cardine anche della stagione scorsa e addirittura anche della stagione vincente in eccellenza. Ma mi sembra che proprio hai toccato le note adatte, perché il presidente è uscito con un comunicato dove diceva che si stava prendendo del tempo per riflettere. E invece poi dopo? Su chi sostituirà. Per questo ho visto un post meraviglioso dove sottolineava che lui in qualità di imprenditore, diciamo di operatori che cercano lavoro, ha difficoltà a reperire praticamente gente che fa l'operaio. Ha mandato a prendere degli elettricisti dall'Argentina. E invece gli sono arrivate tantissime richieste, centinaia di richieste per insomma prendere il posto di Russello come direttore sportivo della Nissa. Questa cosa mi sorprende, ma ci fa capire quanto, ma ci puoi credere comunque, quanto siamo italiani. Ci credo assolutamente, perché il presidente ci voleva far capire come sia un mondo dove ci siano molte persone che cercano di navigare come gli squali. Io penso che... E nel calcio dilettantistico ce ne sono tantissimi. Anche troppi. Io penso che il direttore sportivo della Nissa abbia fatto un ottimo lavoro. Anche io sono di questa idea. In questi anni evidentemente ci saranno state delle altre motivazioni che avranno indotto forse una scossa. Anche. Una scossa, perché già c'era stata la scossa dell'allenatore. La Nissa è nata, ha investito moltissimo, è nata come squadra per uccidere il campionato, però era consapevole che in questo campionato c'erano delle corazzate, delle società, delle squadre che hanno un, tra virgolette, pedigree, o meglio un considerevole, una storia. Una storia importante. La Regina è una di queste. Infatti. Ha avuto un momento di grande difficoltà, lo hanno superato, hanno avuto la tifoseria contro, l'arrivo di Torrisi ha dato linfa. Energia nuova. Ha dato energia nuova, ha dato linfa, ha dato voglia di crederci. Aggiungo che probabilmente io a 53 anni ce l'avrei anch'io una forza superiore se avessi quel muro, quel pubblico che ogni domenica in casa fa la differenza. Questo per dirti che loro hanno un vantaggio, perché hanno una storia che li aiuta, che li sospinge, che li difende, hanno un pubblico che non molla mai, è un'altra storia. E poi mettici che in questa stagione l'arrivo di Torrisi è stato anche completato con
l'assemblaggio di qualche nuovo elemento che sicuramente per la categoria è fondamentale. Assolutamente, è fondamentale. Già avevano una rosa importante, secondo me. Guarda, in alcune cose si è commesso un errore che spesso tendiamo noi operatori di calcio a fare. Cerchiamo i nomi o cerchiamo persone che abbiano fatto categorie anche superiori. E invece poi? Io penso che invece Torrisi sia uno che la pensa come me. Ogni giocatore ha dei giocatori adatti ogni categoria ha dei giocatori adatti a vincere o a stare in quella determinata categoria. Il credo di Torrisi: o lo sposi o se vai contro non rendi. Assolutamente. È vero, un giocatore di Serie B, farlo calare in una realtà come quella della Serie D non è facile. Non è facile. Ma tu lo vedi anche, questo è una cosa che io predico da tempo. Ci sono giocatori ed allenatori che sono adatti a vincere il campionato di Serie B e poi non fanno un punto o non fanno una rete o la differenza in Serie A. Dico, ci sono delle regole non scritte nel calcio che effettivamente disegnano queste cose. Che dicono questo. È vero. Guardiamocelo questo servizio, la vittoria bellissima della Regina, 2-1 contro la Nissa. È soltanto l'inizio? Vedremo. Al Marco Tomaselli di Caltanissetta va in scena il big match della 19ª giornata del girone I di Serie D, una sfida che potrebbe incidere in maniera significativa sulle ambizioni di vertice di entrambe le formazioni. In classifica sono appena 2 le lunghezze di distanza fra le due squadre, con la Nissa avanti attualmente quarta, -2 dalla vetta, un confronto diretto dal peso specifico elevatissimo che promette intensità, qualità e un'atmosfera da categorie superiori. Partiamo con il film del primo tempo, il primo squillo al sesto, pallone sul fondo di Rodulo, poi al nono rimessa laterale lunga sul secondo palo, Terranova non riesce a trovare il gol. Minuto 12, la Nissa ha iniziato bene la partita, lancio lungo di Provenzano ancora per Terranova che riesce a scappare al diretto avversario, si presenta davanti al portiere, gran risposta quella del numero 1 Lago Nigro, 21esimo Di Grazia, danza sul pallone al limite, se la porta sul destro, il tiro si spegne di un soffio oltre l'incrocio al 39esimo, palla in profondità per Ferraro, la Nissa cerca di difendersi adesso dall'offensiva dalla destra della Regina, Ferraro entra in area di rigore, prova a chiudere sul primo palo Castelnuovo, bravo a chiudere lo specchio, minuto 45, Ragusa cerca il movimento in profondità ancora di Ferraro, la conclusione super Castelnuovo, dice no e mette in calcio d'angolo. Tante le occasioni da una parte e dall'altra, squadre vicine al gol del vantaggio, ma è ancora 0-0 al Tomaselli dopo i primi 45 minuti tra Nissa e Regina. Partiamo con il film della ripresa, minuto 52, la Nissa rischia di complicarsi i piani da sola, la retroguardia infatti non libera bene, cerca di approfittarne Ferraro che calcia ma la mette sul fondo di poco. 53esimo, nella Nissa entra Bruno per Marino, al 57esimo calcio di punizione per la Regina, Di Grazia con questo destro che è un disegno perfetto per Domenico Girasole, la zampata al volo che vale lo 0-1 avanti la Regina sul campo della Nissa, è un gol pesante. Passano 3 minuti, Ragusa per Fofana, l'appoggio su Giulio Dori che decide di provare la conclusione, doppia deviazione, l'ultima è letale per Castelnuovo perché arriva così lo 0-2 dei calabresi, impassibile il portiere della Nissa che non può nulla, deviazione decisiva. Al 68esimo Nissa allora un po' più offensiva cercando anche spazio sugli esterni con Tumminelli per Rodulo. Al 71esimo sembra il cambio giusto perché la Nissa ritrova il gol, ritrova la partita, traversone di Lanza per Terranova che arriva di prepotenza sul secondo palo e riapre la partita 1-2 con la firma di Terranova. Ci crede e come il Tomaselli che prova a spingere la Nissa anche nell'extra time. 93esimo, cross di Kragl dalla tre quarti, il pallone favorisce Palermo che non trova la coordinazione giusta e la mette oltre la traversa. Finisce così il big match del Tomaselli, la Regina fa il colpaccio, vince sul campo della Nissa, lo fa per 2-1. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E parliamo adesso della Vibonese che cade in casa contro l'Enna, un'Enna che vince 3-1 e contemporaneamente c'è pure l'esonero dell'allenatore della Vibonese, Esposito. Guardiamo il servizio.
A Luigi Razza va in scena un'altra prova preoccupante della Vibonese che cade anche contro il Gela e certifica un momento che va ben oltre la semplice sfortuna evocata dalla dirigenza. La squadra rossoblù appare fragile, confusa e priva di identità, incapace di dare continuità ai risultati e ormai scivolata pericolosamente verso la zona play-out dopo una sola vittoria nelle ultime 8 gare. Le rassicurazioni del direttore generale Di Carlo suonano stridenti rispetto a una realtà evidente, una squadra smantellata, come denunciano i tifosi, e progressivamente svuotata di certezze tecniche e caratteriali. In campo la Vibonese subisce l'iniziativa del Gela, va sotto, pareggia più per episodi che per reale supremazia e nella ripresa spreca quel poco che costruisce, confermando limiti strutturali e una preoccupante mancanza di lucidità sotto porta. Il gol decisivo subito nel finale è l'emblema di una squadra che non sa difendersi né reagire, affidandosi a giocate estemporanee e pagando errori individuali e collettivi. La contestazione finale del pubblico non è frutto di umori social, ma la logica conseguenza di un progetto che pare in evidente regressione. La Vibonese oggi non guarda più in alto, è una squadra smarrita, senza alibi, chiamata urgentemente a ritrovare gioco, idee e soprattutto credibilità. La cronaca parla di un avvio di gara favorevole agli ospiti che partono con maggiore intensità e costringono Ferilli a 2 interventi decisivi nella prima parte del match. Al 20° il Gela trova il vantaggio. Giacomarro raccoglie uno scarico al limite dell'area e lascia partire una conclusione potente che non lascia scampo al portiere rossoblù. La reazione della Vibonese porta alla pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Caiazza colpisce di testa mettendo il pallone in mezzo all'area, dove una deviazione sfortunata di Giacomarro finisce per beffare il portiere del Gela. L'1-1 ristabilisce l'equilibrio e accompagna le 2 squadre all'intervallo. La mira imprecisa dei suoi giocatori impedisce alla Vibonese di passare in vantaggio nella ripresa. I siciliani reagiscono e fanno male. Aperi, lasciato solo in aria, colpisce di testa, ma il pallone si stampa sull'incrocio dei pali. Poi Bakogu non approfitta di una respinta in uscita di Ferilli e calcia alto da 2 passi. Il Gela punta sulle ripartenze e su una di queste al 76° trova il gol decisivo. Bakogu fa carambola su una respinta corta di Ferilli e la palla si insacca. Finisce con un'aperta contestazione dei tifosi. Contestazione sfociata anche con l'esonero di Esposito e l'arrivo del siciliano capo di casa. Sarà sicuramente un percorso anche difficile per il nuovo allenatore, perché attualmente, come è stato detto anche nel servizio, in questo momento la Vibonese è un po' in picchiata libera. Vedremo quello che succederà. Parliamo invece di una squadra che sta andando fortissima, l'Athletic Club Palermo. Possono già partire anche le immagini, perché vince ancora una volta fuori casa, vince 3-2 nel difficile campo della Vigor Lamezia, e capiamo ormai definitivamente che questo Athletic vuole, secondo me, la Serie C. Io ho questa sensazione, è inutile che continuino ancora a nascondersi. Ma l'avevamo capito sin dall'inizio. Sì, l'abbiamo capito, ma loro smentiscono sempre. Smentiscono, ma c'è intanto dietro c'è una grandissima società. Una grandissima società, c'è un'organizzazione dirigenziale importante con anche fondi importanti, e quindi era chiaro sin dall'inizio che avrebbero tentato, non dico il colpaccio, ma sicuramente avrebbero voluto fare cose belle, così è stato. Quindi secondo te è già pronta questa squadra per raggiungere eventualmente una categoria importante come la Lega Pro? Potrebbe tentare, devo dire che quest'anno ci sono moltissime corazzate e quindi sarà difficile, ma sono attrezzati per poterlo fare. Potrebbe essere la sorpresissima del girone. Beh, sono contento perché così finalmente Palermo avrà un'altra società tra i professionisti. Non c'è mai stata una seconda squadra palermitana tra i professionisti, tra l'altro con questa struttura che è mentalizzata a fare grandi numeri, e Palermo, sappiamo benissimo tutti, è una piazza meravigliosa, quindi sotto questo punto di vista sono sicuro che faranno bene. Voltiamo pagina, perché adesso dobbiamo parlare invece del Messina che ha esonerato Pippo Romano, e io rimango allibito. Alla pari di un delitto questo. Cioè, spiegatemi perché
insomma Pippo Romano non può fare l'allenatore di questo Messina, tra l'altro costruito con martello, che è stato a sua volta defenestrato, a tal punto che ha lasciato lui personalmente perché aveva intuito che le cose non erano insomma orientate verso un percorso di equilibrio. Ettore Martello è una persona di grande esperienza, Sì. una persona per bene, aveva sposato e allestito una rosa che ha fatto il miracolo sportivo che conosciamo, è una persona che io stimo moltissimo, ci sentiamo spessissimo, essendo una persona molto saggia, ha preferito lasciare la Aveva intuito qualcosa che non quadrava bene. Ha preferito lasciare la poltrona prima che la poltrona abbandonasse lui. È vero. Non ha consentito a nessuno di essere defenestrato, però io non faccio una colpa a questa dirigenza, perché tu prima parlavamo di leggi non scritte del calcio, questa è un'altra regola del calcio assurda nel caso di questi due operatori di calcio, dico di Martello e di Pippo Romano. È chiaro che una dirigenza nuova con quel passaggio avrebbe voluto di lì a poco persone di fiducia. Beh, probabilmente forse ha sbagliato un po' la tempistica. Penso di sì, diciamo che questa è stata la prima volta non in cui... vogliamo fare i conti in casa degli altri, però assolutamente. il primo pensiero che ci viene è questo. Ettore, ci sta che cambiando e investendo molto ognuno porti le persone di fiducia, i subentri sono quasi mai indolore. È vero, noi gli possiamo augurare soltanto insomma, il buon lavoro al nuovo allenatore e al nuovo progetto di questo Messina, che attualmente comunque è penultimo in classifica. Vedremo quello che succederà, mentre invece va tutto bene in casa della nuova Igea Virtus, che vince un derby che non si vedeva da parecchi anni, il derby contro il Milazzo. Guardiamo il servizio. Il derby della costa tirrenica messinese torna a giocarsi in Serie D nell'impianto barcellonese del Dalcontres Barone dopo oltre 25 anni di attesa. Igea Virtus e Milazzo si ritrovano una di fronte all'altra in una giornata carica di emozioni, capace di accendere l'entusiasmo di due città e di restituire al campionato il fascino di una rivalità che nel massimo torneo dilettantistico nazionale mancava da troppo tempo. Una cornice di pubblico straordinaria accompagna il ritorno del derby con spalti gremiti e un colpo d'occhio degno di categorie superiori. In campo è partita vera, l'Igea Virtus parte forte e prende subito in mano il pallino del gioco mettendo pressione alla difesa mamertina. All'11° Calafiore prova la conclusione dal limite dell'area, ma il pallone termina di poco a lato. Al 34° altra grande occasione per i giallorossi, Maltese svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfiorando il vantaggio che arriva però al 41° quando Samaché approfitta di un pasticcio difensivo del Milazzo e di testa deposita in rete l'assist di Joao Pedro, battendo Mileto e facendo esplodere di gioia il Dalcontres Barone. Per il capocannoniere del torneo si tratta dell'11° sigillo stagionale che corona un primo tempo di marca giallorossa. Nella ripresa il Milazzo prova a rientrare in partita cercando di riaprire il derby. Al 71° i rossoblu trovano anche la via del gol, ma l'esultanza viene subito strozzata dal fischio anticipato del direttore di gara che ravvisa un fallo in attacco. La squadra mamertina insiste e 2 minuti più tardi torna pericolosa con Curiale. Il colpo di testa è ben indirizzato ma termina di poco fuori dallo specchio della porta. È il momento migliore del Milazzo, ma l'Igea Virtus resiste e colpisce al momento giusto. All'84° infatti arriva il colpo del definitivo KO. Ancora Samaché incontenibile, scatta in velocità, semina la difesa rossoblu e con un destro preciso batte Mileto in uscita disperata. È il 2-0 che chiude la partita, la doppietta personale, il 12° gol in campionato per il centravanti giallorosso. Pochi minuti dopo mister Mara gli concede la meritata passerella tra gli applausi del pubblico per un attaccante sempre più capocannoniere del torneo. Nel finale, nonostante il passivo, il Milazzo tenta il tutto per tutto. Prima l'acrobazia di Gelesio sul cross di Franchina si spegne alta sopra la traversa, poi è lo stesso Franchina, ex di giornata, a sfiorare il gol con un destro da posizione favorevole che passa a un soffio dal montante. Nell'occasione ci sono anche le proteste dei rossoblu per un presunto mani in aria, ma il fischietto di Modena lascia giocare. Il derby finisce praticamente qui. L'Igea Virtus sale a quota 37 punti, conquista la vetta solitaria del girone, stacca il Savoia, fermo a 35 raggiunto al secondo posto dall'Athletic Palermo. Il Milazzo resta a 29 punti, scivola al 7° posto a 3 lunghezze dalla zona playoff, ma con un margine rassicurante di 10 punti sulla zona playout. Una vittoria pesante per i giallorossi al termine di un derby che ha regalato
soprattutto grande correttezza in campo e fuori. Un deciso applauso a questa nuova IGA Virtus che è veramente la sorpresa di questa stagione. Fabio, regalami 30 secondi su questo pensiero tattico di questa squadra, perché ha dimostrato insomma che con i punti può certamente dire la sua. Ci sarà da battagliare, ma questa nuova IGA è lì. Intanto la incontriamo domenica. Sì, lo so, avrai un termometro ancora più dettagliato. Non siamo felicissimi di incontrarlo in questo stato di forma. No, è una squadra che è stata allestita con criterio e gioca a calcio, e poi c'è grande entusiasmo, è una piazza importante. La discesa in campo di Bonina già faceva presagire tutto questo, che si è concretizzato, e sono lì a vivere questo sogno. E poi c'è questo tocco di Agatino Chiavaro, di grande esperienza, uomo spogliatoio, uomo di calcio. Le componenti ci sono state tutte, si sono sincronizzate, c'è anche grande sintonia col territorio. Sì, che vuole di nuovo la Serie C. Vuole la Serie C, vuole quell'ambiente, c'è un bel tifo, ci sono tutte le componenti per fare bene. Vabbè, ma sono sicuro che voi domenica battaglierete tantissimo. Dovranno aspettare una giornata in più, dai. Allora, chiudiamo il campionato di Serie D e partono già le immagini di Ragusa Città di Gela, che insomma da un po' di settimane a questa parte ha resettato un po' anche con l'ambiente, cosciente che non possono vincerlo questo campionato, però vogliono dimostrare di essere una società tranquilla che fa le sue belle partite, si gioca tutte le partite a 360 gradi. Ci sono due grandi amici che stanno, ecco, Aurelio Lo Bianco Bonaffini sì. a Ragusa, sì, che stanno diciamo rimettendo in linea determinati fattori che sicuramente porteranno poi ai risultati. Diciamo che il percorso di queste due società deve essere un percorso di serenità e di tranquillità per una classifica non ambiziosa, ma solamente di una certezza che è quella relativa alla salvezza. Ma ci sono state ormai, erano partiti magari, specialmente il Gela era partito con altro, certo, questo con sì, altre però ambizioni. poi dopo bisogna fare conti anche con gli avversari, no? Per fortuna che nel calcio nulla è scritto, tutto è possibile, questa è la bellezza di questo magnifico sport, e quindi bisogna fare i conti con il campo. È vero, ma io sono sicuro che qualche piccola soddisfazione entrambe le squadre più di una se la prenderanno, secondo me. Allora, siamo ai saluti, Fabio. Domenica vi aspetta la partita contro la nuova IGA Virtus, ne abbiamo già ampiamente parlato, voi vi giocherete la vostra partita perché comunque davanti a queste partite non vi tirate mai indietro, non volete essere delle vittime sacrificate. No, ma non siamo mai, abbiamo dimostrato, lo diceva prima anche l'allenatore del Savoia, abbiamo anche dimostrato che quando ci davano per distrutti o vittime già prestabilite, anche a Caltanissetta con la Nissa abbiamo vinto la 3-1, quindi insomma venderemo cara la pelle, questo è chiaro. E ci piace, quando è così ci piace, il campionato è vivo, è chiaro. È corretto soprattutto. In bocca al lupo anche per questo tuo ruolo nazionale per quanto riguarda la sicurezza e la gestione anche delle strutture sportive. Daremo il massimo come sempre. È vero, ti auguro un buon lavoro e un saluto e un abbraccio chiaramente anche a tutto l'entourage del città di Aciriano. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi telespettatori, è sempre un piacere essere tuo ospite. Grazie. Grazie dunque a Fabio Capuana, ospite in questa prima parte della nostra trasmissione. Adesso ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria perché poi subito partiremo con il campionato di eccellenza calabro. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete su Penalty sul canale di GS Channel, sul canale 79 per Roma e provincia e anche sul canale 83 per tutta la regione Calabria. Partiamo adesso con questa seconda parte che vede di scena il campionato di eccellenza calabro. Domenica si è giocata la prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Vocale Calcio Admo che pareggia in casa contro il Trebisacce Calcio, 1-1 il risultato finale. Brancaleone batte Rossanese 3-2. Pareggio tra Cittanova Calcio ed Isola Capo Rizzuto, così come pareggia il Città di Luzzi 1-1 contro la Palmese 1912. DGS Praia Tortora batte Gioiese 3-0, Reggio Lavagnese batte Castrovillari Calcio 4-0, pareggio tra Stilo Monasterace e Soriano Fabrizia ed infine Paolana batte Virtus Rosarno 2-1. DGS Praia Tortora che approfitta del pareggio esterno del Trebisacce per raggiungerla in testa. Eccola qua la classifica. Trebisacce Calcio e DGS Praia Tortora 38 punti con 29 Stilo Monasterace, 26 punti Brancaleone e Reggio Ravagnese, con 25 Città di Luzzi, Virtus Rosarno e Paolana, 23 punti Isola Capo Rizzuto e Vocale Calcio Admo. 20 punti Soriano Fabrizia con 19 Palmese 1912, 17 punti Rossanese con 8 la Gioiese, con 4 il Cittanova Calcio, ultimo in classifica il Castrovillari con 1 punto. Il campionato di eccellenza riparte con il girone di ritorno. La prima del girone di ritorno, benvenuti al Mario Tedesco per DGS Praia Tortora Polisportiva Gioiese. E allora si comincia, trova Petrone, può puntare all'avversario e Ortega converge, conclusione traversa, ancora Santiago, la parata, ancora lì, pericolo, Marinaro sbaglia il rinvio, ne approfitta Strumia, avanza, carica a sinistro Strumia, ancora Lupacchio per Amarildo, prova ad innescarsi il numero 30, carica il tiro, va a puntare l'avversario, si tratta di Ortega, poi converge, morbido dentro l'area, poi perde il pallone il portiere e c'è il gol di Nicolas Maitini. Minuto 11, a segno Nicolas Maitini. Gonzalez, ora palla per Maitini, morbida per lo scatto di Amarildo. Va a prendere posizione il 30, poi la finta, Amarildo ancora, va giù, non c'è nulla, si prosegue sull'azione di Amarildo. Patriarca anticipato da Baggini, Santiago, Amarildo, Maitini, destro, bello, al volo, la mancano un po' tutti, poi Maitini, la palla finisce in rete per il raddoppio proprio allo scadere e il parziale dice 2-0 per la DGS Praia Tortora, doppietta di Nicolas Maitini all'11° e al 45°. Russo di Cosenza è già pronto per far ricominciare la sfida. E allora ripartiti, il lancio nello spazio per Petrone, la posizione regolare, allora Petrone punta, Canada lo supera e calcio di rigore. Petrone, il sospiro, parte e batte Marinaro che aveva intuito. Canada
Santiago ruba palla all'avversario, dentro per Costanzo, prova di prima Costanzo, fischietto alla bocca per Russo, arriva il triplice fischio, esulta il Mario Tedesco, nella prima giornata di ritorno vince 3-0 sulla Polisportiva Gioiese. Avevamo tantissima ansia perché comunque dopo 20 giorni di stop non sai mai come la squadra può approcciare alla partita, però ancora una volta in settimana avevo chiesto ai ragazzi di essere pragmatici, di essere concentrati, di non pensare a quello che dovevamo fare dopo ma semplicemente alla Gioiese, e oggi sono stati ancora una volta bravi a imporre il nostro gioco contro un avversario che comunque sia in questo mese ha cambiato 5-6 giocatori, quindi è una squadra che comunque sia noi non conoscevamo. E siamo stati bravi a portare 3 punti importantissimi a casa. Quando una squadra come la nostra ha 6 o 7 palle gol con i giocatori che abbiamo in rosa, dobbiamo per forza di cose buttarla dentro per non rischiare poi di permettere all'avversario di rimanere in gara, però siamo stati bravi, come dicevi tu prima, a fine primo tempo con una rimessa laterale di Strumi a trovare il secondo gol con Maitini, e poi la partita si è messa un po' in discesa per noi. Diciamo che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio anno, di costruirci un obiettivo di vertice e di poter creare entusiasmo nelle cittadine di Preia e di Tortora. Così è stato, speriamo di continuare su questa scia. Domenica giocheremo una partita complicatissima contro un avversario che è come noi, super agguerrito in una piazza importante come quella di Trebisacce. Siamo contenti che un sacco di persone verranno a sostenerci, cercheremo di dare il massimo per fare una partita importante. Poi queste partite non c'è né tecnica né tattica, quelle che contano, lo dico sempre ragazzi, sono solamente le motivazioni. Chi sarà più motivato porterà punti a casa. Alla fine del primo tempo abbiamo preso il raddoppio e lì forse un pochettino abbiamo perso la partita, anche perché fino al 2-0 eravamo in partita, al di là dell'infortunio sul primo gol la squadra stava rispondendo bene, anche tenendo il campo abbastanza bene contro una squadra forte che adesso non sto io a dire le qualità e la statura di questa squadra. Però poi sul raddoppio un pochettino sì, in effetti è vero, siamo un pochettino andati in difficoltà, anche perché durante il primo tempo ho dovuto fare 2 cambi con 2 centrocampisti, che un pochettino quello che il nostro assetto è venuto un pochettino meno e quindi abbiamo sofferto un po', però la squadra, nonostante la costruzione che abbiamo fatto in corsa, insomma, adesso comincia ad avere le idee un pochettino più chiare su quello che è il nostro compito da qui a fine campionato. Però va bene, siamo in crescita e naturalmente prima cresciamo meglio è, perché il tempo è poco e dobbiamo sicuramente dare ancora qualcosina in più. E dopo le immagini di questa prima giornata del campionato calabro di eccellenza, noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21 sui 2 canali più importanti di GS Channel, ovvero il canale 83 per tutta la regione Calabria ed il canale 79 per Roma e provincia. A tutti voi la buona serata.